Ben ritrovati dalla redazione. Oltre una tonnellata di pesce sequestrato per questioni igienico-sanitarie. L'operazione effettuata dagli uomini di Circo Mare Grado ha portato a scoprire la grande quantità di pescato a bordo di un peschereccio della marineria gradese, dove era stato accatastato senza alcuna protezione igienica. Il pesce si trovava sulla coperta del peschereccio, protetto con coperte già da una giornata, a dispetto delle temperature che nel fine settimana erano tornate ad alzarsi, toccando i 10 gradi. Uno sciatore di circa 60 anni della Repubblica Ceca è morto in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente accaduto sul monte Zoncolana, Ravascleto, Udine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe andato a sbattere violentemente contro una roccia, forse per la scarsa visibilità, a causa delle nubi basse. Pare che avesse seguito tracce di sci che portavano fuori pista senza accorgersi che la zona innevata stava finendo. Cambiamo argomento, discussione complicata ieri con l'azienda U-Blox su un tavolo a orologeria con 198 licenziamenti aperti e il commento della Federazione di Trieste USB Lavoro Privato sull'incontro avuto con l'azienda, che si è soffermata sul tema della reindustrializzazione del sito. USB, per allungare i tempi e permettere a un acquirente di valutare l'acquisizione del sito, ha proposto la cassa integrazione, proposta che è stata ricevuta positivamente. Una norma di buonsenso, di equilibrio e concretamente attuabile che andrà a regolamentare e ad arginare il proliferare anche di quegli impianti fotovoltaici che penalizzano alcuni territori, alcune aree a destinazione agricola. Su questo saremo la prima regione in Italia a normare con efficacia, in modo compiuto e funzionale, cioè senza andare allo scontro con altre istituzioni o fonti di diritto superiore. Lo ha detto a Trieste in sede di Consiglio regionale l'assessore Fabio Scoccimarro, intervenendo nel corso del dibattito sul disegno di legge norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo coperto con precipitazioni intense sulla costa e sulle zone orientali, abbondanti altrove. Le precipitazioni cadranno nel corso di tutta la giornata, ma nel pomeriggio saranno più intense. Quota neve inizialmente a 1400-1600 metri sulle prealpi e 1200-1400 metri sulle Alpi, in calo fino a fondovalle nel Tarvisiano, e 800-1000 metri nel resto della zona montana. Nel pomeriggio bola moderata su pianura e costa, vento da nord-est in quota, poi in serata la bola si intensificherà sulla costa fino a diventare sostenuta. Temperature minime in pianura fra 7 e 9 gradi e sulla costa fra 9 e 10, le massime ovunque fra 10 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.